Il mio sogno, io l'ho detto a tutti, sarebbe anche legato al fatto del nostro clima, portare il Formula 1 d'inverno a girare. Questo sarebbe un sogno. Formula 1 o categorie sicuramente di livello importante. Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla settima puntata del nostro podcast Faccio un giro. Come al solito, prima di iniziare la puntata e di presentare l'ospite, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Per voi un piccolo click, per noi un grande aiuto. Passiamo alla presentazione dell'ospite di oggi. Andiamo nel mondo dei motori. Il nostro ospite è Omar Magliona, è, cito da Wikipedia, uno dei migliori piloti sardi di sempre. Ciao Omar, benvenuto. Buonasera Giampaolo, buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Io sono andato a cercarmi Wikipedia perché al giorno d'oggi con internet e il progresso si dice che uno è veramente conosciuto quando ha una pagina su Wikipedia. E tu non solo hai una pagina su Wikipedia, ma è anche molto aggiornata e racconta un po' la tua storia. Come ho citato direttamente da Wikipedia, vieni definito uno dei migliori piloti sardi di sempre. Come si è arrivati a questa? Intanto ti chiedo se sei d'accordo su questa definizione e come è arrivata questa tua passione per i motori. Ma intanto io come definizione ti dico che caratterialmente sono uno che mantiene i piedi ben saldi in terra, non si fa mai esaltare da quello che è il risultato oppure il raggiungimento di un obiettivo. Mi piace competere, la competizione è nel mio sangue, quindi cerco di fare questo tipo di disciplina sportiva con molta dedizione, con molta applicazione e chiaramente cercando di raggiungere dei sogni, degli obiettivi che fanno parte, penso, di qualsiasi uomo di sport. E io sono arrivato a questo seguendo un percorso. Prima di me correva mio padre, quindi io ho seguito da bambino quelle che erano le sue gesta. Da bambino si sogna, si cerca sempre di emulare una figura di riferimento. Per me quella figura era mio padre e oggi che ci sono riuscito mi reputo sicuramente soddisfatto e appagato, anche se con ancora fame di vittoria. Dicevamo prima di iniziare la registrazione, che tuo padre, per, tra virgolette, allontanarti dalla passione dei motori, che per un genitore, immagino, vede un bambino che si appassiona, pensa un po' al pericolo, ha cercato di farti giocare a calcio. Ma più che allontanarmi dal pericolo, lui ha cercato di distogliermi dallo sport motoristico per una questione di costi, perché è una disciplina veramente onerosa, richiede sicuramente impegni economici abbastanza importanti, quindi ha provato di suo, vediamo di portare il ragazzino a giocare a calcio. Non ero sicuramente un fenomeno, tant'è che ho fatto, mi pare, un solo allenamento con una squadra locale qui, ero sicuramente ben vestito e tutto, però quando arrivava il pallone mi coprivo, sintomo che non era sicuramente il mio sport. Quindi da lì c'è stata la progressione, il lavoro per cercare di farmi arrivare in alto, perché non lo nascondo, mio padre mi ha sempre detto: ti voglio portare a fare quello che io non sono riuscito, cioè gli alti livelli. Il sogno di ogni pilota è il Formula 1, lo sappiamo tutti, chiaramente c'è dietro una trafila a partire dai go-kart fino poi al passaggio automobilistico. Io mi reputo soddisfatto di quello che sono riuscito a fare fino ad oggi, come ho detto prima, e con queste basi si continua sempre a lavorare, a cercare di ottenere il meglio e il successo, che è anche una soddisfazione non solo mia ma di tutte le persone che rimangono in ombra e che mi aiutano in questo. I primi passi li hai fatti sui kart. Quanti anni avevi? Allora, il primo passo l'ho fatto con un kart autocostruito, avevo 4 anni, quindi ero proprio bambino.
Mi si racconta che appena messo in moto questo go-kart facevo il controsterzo senza che nessuno mi desse le nozioni, quindi era una dote innata, ecco, avevi praticamente imparato da pochissimo a camminare, ma già stavi guidando. Esatto, il go-kart è stata la base, poi chiaramente ho dovuto aspettare l'età necessaria per l'ottenimento della licenza, che sono dagli 8 ai 10 anni, e da lì sono partito e non mi sono mai fermato. Io prima ti ho introdotto parlando di categoria di motori, che però è una categoria molto generica. In realtà ci sono una marea di categorie nei motori e di discipline. Certo. La tua nei dettagli? La mia, io ho fatto prima di tutto il kart, che è una buona base per andare a istruire quelle che sono le doti di guida e affinarle soprattutto. Ci sono tanti che invece non prendono parte ai campionati kartistici e passano direttamente al settore automobilistico. Poi da lì c'è stato nel 98 il passaggio alle competizioni, al compimento della maggiore età, quindi all'ottenimento anche della patente di guida. Ho partecipato alla scuola federale, che è una fucina di campioni che va prevalentemente a istruire lo sportivo e il pilota di come affrontare lo sport automobilistico e di seguire quelli che sono i comportamenti e le nozioni. E poi ho iniziato con i rally, prima con una vettura turismo, poi c'è stato un piccolo problema di fondo legato a un incidente abbastanza importante che ha creato ingenti danni. Da lì mio padre mi ha guardato in faccia, mi ha detto a chiare lettere: adesso hai rotto le scatole, basta, decidi che percorso prendere e mantenerlo. Io da lì gli ho detto: sì, hai ragione, a me piacerebbe quello che hai fatto tu in passato, cioè partecipare alle gare di velocità in montagna col prototipo. E prima gara mi ricordo Lima Bettone in Toscana, pronti via senza mai fare test con questa vettura qua. Le raccomandazioni, venivo dal danno dei rally, mi raccomando non fare incidenti qua e là. Per farla breve, parto, faccio neanche 1 chilometro, vado a picchiare con la gomma anteriore sinistra contro una cordonata del marciapiede e si stacca una gomma dalla scatola dello sterzo. Lì, in un certo qual modo, per non fermarmi immediatamente, cerco di proseguire a 3 ruote per non spaventare mio padre, per non prendere neanche una sgridata. E arrivo a metà salita, la macchina si sgancia completamente dalle ruote anteriori e mi blocco in mezzo al tornante. Mi faccio prestare un telefono lì da uno del pubblico, chiamo mio padre e gli dico: oh papà, sono fermo in paese su. Mi fa: ma hai toccato? No, io non ho toccato niente. Per farla breve scendo con la macchina sul carro attrezzi e arrivo giù, mi fa: oh, ma hai di nuovo toccato? Basta. Da lì una risata e... Parliamo di che età? Quanti anni? Avevo 22 anni. Giovane. Sì, però dietro una serie di errori che sono costati a livello economico, quindi capisco anche quella che è stata lo stress di mio padre nell'affrontare anche tutti questi impegni economici, perché lo sport automobilistico a questo ti porta. E da lì siamo partiti e penso che oggi sia storia recente di tutto quello che sono riuscito a ottenere e fare, e che continuo a ripetere essere sì, una soddisfazione che però a mio avviso non è ancora finita. C'ho ancora tanto da scrivere, tanto da dedicare, perché io quando sento una vettura in moto, come da bambino, mi brillano gli occhi. E questo per me è un sentimento molto forte che mi continua a dare la forza e l'entusiasmo per continuare a crederci. Questa è una sensazione che ho sentito raccontata da tutti quelli che hanno a che fare con i motori. Quando sentono il motore si accende qualcosa. Vuoi provare a descrivere cos'è l'adrenalina? Intanto diverse fasi, probabilmente l'ansia del pre, perché sai, e poi Vero. Quando si parte immagino che ci sia poco spazio per... Guarda, io ti posso descrivere questo. Ricordo come se fosse adesso la mia prima gara in macchina, che è stata la cronoscalata di Alghero con un Ford Sierra Cosworth, macchina impegnativa allora per un ragazzino di appena 18 anni.
E mi ricordo che all'accensione del semaforo verde o poco prima mi tremavano le gambe, perché l'emozione, il fatto di andare magari a sbattere, procurare dei danni o deludere chi da me si aspettava un risultato, perché mi trascinò dietro sempre questo neo del discorso del figlio d'arte, che adesso col tempo si è che inizialmente potrebbe essere... Non è sicuramente un vantaggio, esatto, non è sicuramente un vantaggio, anzi tutt'altro. Ecco, oggi io ti dico che quelle emozioni lì io le tengo ancora tuttora dentro, però l'esperienza ti porta ormai a ragionare in maniera diversa, cioè sei concentrato su quello che è la strada, dal non commettere errori, da cercare di essere, diciamo, il più efficiente possibile e così di poter arrivare a un risultato. Ecco, secondo me quello che oggi sbagliano, passami il termine, un po' tutti nell'approcciarsi all'automobilismo è quello di volere tutto subito. Ci sono i vari percorsi da fare, i vari step e al risultato ci si arriva per tempo e per grado. Questo è il mio pensiero riguardo l'automobilismo. Poi l'emozione di guidare una macchina a competizione, non sarei capace di trovare gli aggettivi, di poterla descrivere minuziosamente, però ti dico che quando ti cali dentro un'automobile e ti leghi le cinture, sei nel tuo, chiamiamolo habitat, io per me lì in quel momento lì mi puoi pungere, non mi viene fuori una goccia di sangue. Questo è il mio sentimento per l'automobilismo. L'attesa come la vivi? Sei uno di quelli che magari la sera prima o la mattina vive un po' l'ansia della gara, oppure ormai dopo tanti anni? No, più che l'ansia io vivo uno stato di agitazione, perché non vedo l'ora di salire su quella macchina e di andare a conoscere quello che è il mio riscontro cronometrico. Poi la competizione, io sono del parere che ti debba dare tutti questi aspetti, perché ho sempre detto, il giorno che non avrò più quella tensione, quella sensazione di non vedere l'ora di partire, vuol dire che è arrivato il momento di smettere. Ho preso qualche appunto. 9 volte campione italiano di velocità in salita, 2 titoli master tricolore prototipi, e poi cos'altro? Ma allora il primo campionato importante, al di là di quelli kartistici, è nel 2002 con la vittoria del Trofeo Osella, che è un campionato italiano sempre della categoria montagna, della disciplina di velocità in montagna, che era non altro che un monomarca con macchine prettamente uguali, dove 10 vetture si scontravano in lungo e largo per l'Italia. L'ho vinto all'ultima gara e l'ho vinto anche con grande soddisfazione, perché circa 3-4 giorni prima dell'ultima gara arriva una notizia un po' sconfortante, che avevano messo delle bombe all'interno dell'autodromo che è di proprietà della famiglia. Io lì non volevo neanche andare a correre, perché è stato un affronto molto forte e importante. Mi ricordo come se fosse adesso le parole di mio padre: vai e vinci per noi. Lì mi sono sentito, lo dico anche con un po' di emozione, con la voce un po' rotta dall'emozione, mi sono sentito una responsabilità forte sulle spalle. Sono andato e sono riuscito a ottenere questo primo risultato, che è stato anche in un certo qual modo la rottura del ghiaccio nei confronti dei rappresentanti dell'isola, della penisola, perché noi sardi siamo sempre visti come no, non può competere, non ci può arrivare. Anche perché, diciamocela tutta, le strutture che abbiamo noi non possono essere paragonate a quelle che invece hanno. Ho dimostrato che se uno è addentrato allo sport automobilistico, se ha un minimo di sogni, di determinazione, che unisco, come qualcuno molte volte mi ripete, alla forza economica, io dico che ogni obiettivo è possibile raggiungerlo e ottenerlo. E da lì abbiamo iniziato nel 2002, poi gli altri titoli li hai elencati tu, anche se vorrei aggiungere nel 2014 la vittoria della medaglia d'oro con la squadra della nazionale italiana,
facevano praticamente un campionato che andava a racchiudere tutte le varie nazioni d'Europa, e l'Italia l'ha vinto a Eschdorf in Lussemburgo nel 2014. Non ci sono più riusciti poi in futuro. Non so se ha portato bene o male Magliona, però mi fa orgoglio anche questo. E poi gli ultimi in ordine di tempo, 2022-2023, mi sono in un certo qual modo staccato da ciò che ho fatto per oltre 20 anni, ho voluto cambiare disciplina automobilistica e dedicarmi alla pista, che è sempre stato il proseguimento di ciò che è stato fatto in go-kart. Era un sogno, un desiderio, l'ho realizzato e oggi partecipo al campionato italiano dei prototipi in pista, che sono macchine con un motore derivazione motociclistica, tutti uguali. L'anno scorso ho finito settimo, però ho vinto 3 gare delle 12 in programma. Solo alcune, chiamiamole sfortune, mi hanno privato di un qualcosa che secondo me sarebbe stato possibile ottenere. Comunque mi ripresento quest'anno 2025 per cercare di portare a casa anche quel titolo, perché è un mio sogno, questo non lo nascondo. Adesso ti chiedo, scusate, riferito ai campionati italiani in salita, anche per un profano della disciplina, come funziona esattamente? Perché voi avete un percorso che non è come in altre discipline dove si ha un percorso predefinito prima, ma voi fate delle prove prima di poter partire e avere un tratto, diciamo, cronometrato. Come allora, la base principale di preparazione di una gara in salita è solo iniziale, chiamiamo così, è quella di conoscere a menadito il tracciato. Cioè tu devi sapere metro per metro cosa rappresenta quel tipo di strada, che viene scelto chiaramente dalla federazione. Ci sono delle intanto date prestabilite che vanno a appartenere a un determinato percorso. Fino a prima si svolgevano in 12 prove, ora le hanno ridotte a 7. L'unica, chiamiamola, complessità della disciplina qual è? Che io quella strada devo andare a impararla, come si suol dire, a traffico aperto, quindi ci sono delle macchine che salgono e delle macchine che scendono. Il pilota deve però cercare di intuire una traiettoria di come affrontare un tornante, una curva, una serie di S e via discorrendo. Quindi un po' vai a entrare in contrasto con quello che è il codice della strada. Questo succede e secondo me è la difficoltà maggiore, perché quando tu vai a partecipare a una manifestazione in montagna, il segreto qual è? Che io chiuda gli occhi e veda passo dopo passo la strada che devo andare a affrontare. Che devo poi fare, certo. Senza quello non arriverai mai a un risultato. Differentemente sarebbe improvvisazione. Parliamo di prove di quanti chilometri più o meno? Allora, la più corta intorno ai 4 chilometri, che è la Gubbio Madonna della Cima. La manifestazione più lunga come tracciato è la Trento Bondone di 17 km e 300 metri. Quindi di concentrazione, perché comunque le velocità anche di fatica, sono alte. Anche di fatica, perché mantenere ininterrottamente lo stesso, diciamo, velocità, tensione e quant'altro per oltre 15 km è veramente importante. Parliamo di quanti minuti? 10 minuti circa. Quindi di concentrazione al massimo, più il fisico. tempo che ti siedi prima dentro l'autovettura per concentrarti. Facciamo una ventina di minuti totale seduto dentro la macchina immobile, non è facile. Ecco, sfattiamo il mito che le macchine da corsa siano comode, perché io vedo, parlo di Formula 1 perché diciamo che tra le discipline motoristiche dovrebbe essere il top. L'espressione maggiore del motorsport. Li vediamo che li imbragano con queste cinture strettissime dove praticamente non ci si può muovere. Esatto, perché tu devi avere praticamente quella sensazione di essere collegato alla vettura. Un unico blocco. Esatto, ti porta diciamo, a acquisire ogni minimo movimento dell'auto e cercare di capire qual è il comportamento che ha l'auto in quel momento, cioè sentire il sottosterzo, il sovrasterzo, tutte sensazioni che fanno parte della politica della guida, ecco.
Scomode non direi, ecco, perché oggi con i nuovi sistemi di struttura telaio, sedile e quant'altro si è un po' migliorato. Forse in passato ti direi di sì, ecco. In più tutte molto pesanti e calde, il No, casco. oggi con le nuove... Stiamo migliorando. Sì, stiamo migliorando, una tuta tende a pesare intorno al 1,5 kg, 2, non di più e non oltre. Poi chiaramente ci sono dei sistemi di refrigerazione e quant'altro, ecco. È un po' di sofferenza, chiaramente il pilota la deve anche patire e subire, ma io sono del parere che se uno sta scomodo guida più forte perché non vede l'ora di arrivare in cima. Su. Pantani lo diceva della salita, diceva che andava forte in salita Certo. per finire prima l'agonia, mettiamola Sì, così. vero. Hai detto che sei passato alla pista, le più grandi differenze rispetto a quello che facevi prima? La più grande differenza che io ho subito notato è chiaramente lo sforzo fisico, cioè quello che io facevo prima in 2-3 minuti adesso va a amplificarsi in oltre 20 minuti di gara. Devi cercare di mantenere il ritmo dall'inizio alla fine se vuoi chiaramente sopravvanzare i diretti antagonisti, e quella lì non è un'impresa sicuramente facile. E poi un'altra difficoltà che ho subito, perché forse non più abituato, è lo stress da parte della testa e del collo, che è quello più sollecitato. Anche perché ricordiamo che i piloti devono avere un'ottima preparazione fisica. Cosa che io non faccio. E quindi magari paghi un po'. Sì, pago un po' questo scotto, ma non lo faccio perché sono un po' con mentalità vecchio stampo, no? Non mi piace preparare, non mi piace dedicarmi prima dell'effettuazione della manifestazione, mi piace arrivare lì e dimostrare questo. Infatti non faccio né test, arrivo pronti via, mi siedo in macchina e si parte, o la va o la spacca. O la va o la spacca. Come età, come siamo messi? Nel senso, c'è un limite di età? Ti capita di correre con avversari molto più giovani, più o meno coetanei? Allora, un limite d'età esiste, realmente l'hanno proprio approvato da poco come federazione, che sono gli 80 anni. Questo è Quindi per far un limite capire bello la ampio. malattia del pilota. Bello ampio, in qualsiasi Sì. altro sport finirebbe 50 anni Esatto. prima. Poi mi capita sì di confrontarmi con ragazzi più giovani, però per me sono da stimolo, e finché hai, io lo chiamo lo spirito racing, finché hai quello dentro, il sangue che ti bolle dentro, non vedo quale possa essere il limite, ecco. Prima hai citato il Lussemburgo per una gara. Pensavo, il fatto di fare la vita del pilota ti ha anche permesso di girare l'Europa, l'Italia in primis, ma poi anche in Europa. È anche un modo di aprirsi a nuove conoscenze, un modo di girare il mondo, oppure quando uno va per una gara non ha neanche il tempo di godersi magari quello che può essere una nuova località? Quello l'ho sempre recriminato, il fatto che sia tutto frenetico, tutto racchiuso in poco tempo, non ti permette di magari apprezzare determinati posti, però vai a apprezzare quello che è il pubblico, quello che anima queste competizioni di velocità in montagna. E io oggi, se dovessi dire la gara che più mi è rimasta impressa in termini di pubblico, direi la Spagna. Cioè sono arrivato a imparare la strada, perché la cronoscalata di velocità in montagna, dove sta il segreto? Anche andare a prendere dei riferimenti che ti possono servire magari per capire visivi, un cartello, la curva, il altra. rettilineo o chi per esso. Partono le prove, mi trovo un fiume di gente, non capivo neanche dov'ero. È stata una sensazione veramente forte e bella, che però mi ha in un primo momento spaesato. Poi chiaramente ho dovuto fare il callo a questo e cercare sempre di ottenere il risultato. Però ripeto, il fatto della freneticità delle competizioni, non sai mai cosa c'è oltre la gara. Infatti cos'è il punto peggiore delle gare di velocità in montagna? Che tu vai via da quella città, da quel paese o da qualsiasi altro posto, che dici cosa c'è qui oltre la gara? Invece dovremmo andare più a apprezzare
anche quello che è il contesto geografico, l'arte culinaria della cucina. Certo, un'esperienza di vita, certo, non solo sportiva. Esatto. E questo non l'ho mai fatto io, perché forse, come tu hai detto, troppo concentrato e troppo metabolizzato nella competizione. Questo appunto, il fatto di viaggiare tanto, tornando a quello che dicevamo prima, comporta anche tanti sacrifici, perché comunque per fare un campionato, prima erano 12 gare oppure 7, quelle che sono, comunque è un dispendio di energie fisiche, economiche, anche di giorni lontani da casa. Sì, esatto, perché poi tieni presente che le 12 gare sono racchiuse in un fazzoletto di 4-5 mesi, quindi significa ogni weekend si esatto, corre. Stare via circa ogni 10-15 giorni da casa, ecco, questo succede. Però il campionato il calendario è scritto dall'inizio, quindi tutti hanno a mente questo tipo di date, poi ricerca di perfezionare il lato fisico del pilota, ricerca del budget che è fondamentale per poterci partecipare, e poi tutti aspetti che a me in un certo qual senso danno stimolo e morale per cercare di affrontare questo sport come dovrebbe essere. Cioè, io non sopporto quello che affronta la disciplina automobilistica con una sorta di superficialità. Dobbiamo dare anche alla gente un'immagine, una visione totalmente diversa di ciò che è il pilota in sé per sé. Mi hai suggerito una domanda riguarda gli sponsor. Come hai detto prima, ci vuole anche una capacità economica importante, perché appunto il motorsport è in tutte le categorie comunque un qualcosa che ha dei costi molto alti. Quindi, come dicevi, c'è una parte della stagione proprio dedicata a trovare sponsor, budget per correre e via discorrendo. Esatto. Qual è diciamo il motivo che spinge uno sponsor a scommettere su un pilota o su un movimento? Guarda, secondo me il motivo può essere solo uno: l'ottenimento del risultato. Chiaramente che poi viene trasferito a ciò che è la visibilità, perché un esempio eclatante potrebbe essere la Marlboro quando era in Formula 1. Tutti riconoscevano la McLaren per via della scritta Marlboro, la Ferrari o chi per esso. Quindi legare uno sportivo, uno sport a un determinato marchio, secondo me solo quello può essere il ritorno di immagine, il ritorno pubblicitario dell'investimento. Tant'è che io sono legato a più aziende che oggi riconoscono nella mia figura il fatto di avergli portato visibilità, e oltre ai risultati li portano a continuare a crederci, a spingere, a investire sul sottoscritto. Io quello che vorrei fare con la mia esperienza sarebbe quello di credere un domani, non avendo purtroppo un figlio maschio o una femminuccia che voglio tenere staccata, in un giovane emergente, in un qualcuno che creda veramente in questo tipo di disciplina, perché non è facile far innamorare le persone del mondo motoristico. Non tutti, come tu hai detto prima, capiscono quali possono essere le emozioni di un pilota, le sensazioni, tant'è che c'è il detto che con la visiera chiusa tu non vedrai mai quello che sono le sensazioni e le emozioni del pilota, perché a me anzi mi piace anche farlo sapere. È successo più volte a visiera chiusa di mettermi a piangere perché ho raggiunto un obiettivo. Ma attenzione, quella soddisfazione lì non è solo per me stesso, è per tutte le figure che ti ho detto prima ci sono dietro, come gli sponsor, la famiglia, la scuderia, il team, cioè tante figure che molte volte magari vuoi per la freneticità, vuoi per la dimenticanza, non vengono mai né menzionate né nominate. Sono aspetti che io cerco di curare in prima persona. Anche dire un grazie a una persona sembrerà una fesseria, però lo fa sentire parte del risultato. Questo
Come in tanti sport, soprattutto in uno sport del genere, la famiglia è importante, anche perché comunque c'è un aspetto che in tanti sport non esiste e che è il pericolo. Perché negli sport di squadra ci sono tante cose, ma è raro che possa esserci un pericolo. Negli sport di motori, di velocità e anche in altri tipi di sport c'è la componente del rischio e del pericolo, e quindi chiaramente una famiglia può vivere in apprensione. Certo. Come l'hai gestita? Intanto prima da figlio che vedeva il padre correre e poi da infatti, genitore. Giusto per ritornare ai tempi pionieristici di mio padre, forse lo vivevo peggio da chiamiamolo da pubblico, perché stavi lì col cuore che batteva forte, aspettavi che arrivasse, come arrivava ti piombavi al traguardo per andare a sentire un po' l'andamento della gara. Io ti dico che oggi praticandolo alla paura, al pericolo non penso assolutamente, anzi, se ti dico la paura maggiore che possa avere è quello che si rompa la macchina e che non arrivi al traguardo, questo è. Poi capisco che da fuori la famiglia, gli amici, le persone che ti seguono, come vedono oggi ormai è tutto strumentalizzato, ecco, riesci a seguire al secondo sì. ogni tipo di manifestazione, leggere il ritirato, non sapere cosa sia successo, quello è un bel patema d'animo. Se ti devo rispondere con sincerità, non ho mai pensato a come gestire questo aspetto. Ho sempre usato, oggi ci avvicina molto il discorso del telefono cellulare, quando mi succedeva qualcosa avvisare nell'immediatezza. Altro non ho mai focalizzato, ecco. Come quella volta della prima gara. Esatto, che mi è successo anche da poco nel 2019 per la rottura del disco del freno all'Iglesia Sant'Angelo. Sono andato a finire su per una montagna, c'erano 2 o 3 commissari che mi davano quasi per finito. Sento, questo è morto, e mi metto a urlare un attimino, datemi il tempo di scendere. Ecco, forse quello lì è stato lo spavento maggiore. Dovuto a una rottura. Sì, lo spavento maggiore per chi aspettava a casa, perché si erano col passaparola si erano messe in atto delle situazioni che non erano vere, ecco. Sì, poi è tipico nei momenti di pericolo. Esatto. Si aggiunge un pezzetto. Quindi molte volte il sentito dire che provoca più apprensione che preoccupazione della persona direttamente interessata. Però ecco, mi hai fatto una domanda talmente complicata che non so cosa andare a risponderti. Credo che abbia risposto assolutamente bene. L'hai nominato prima per un fatto spiacevole di una bomba. Parliamo dell'autodromo di Mores, che è un argomento spesso molto discusso. Cosa ci puoi dire? Intanto, come è nata l'idea? E credo, senza timore di smentita, che sia l'unico in Sardegna. Allora, l'idea autodromo nasce chiaramente dalla passione, dal praticare lo sport motoristico che negli anni addietro non vedeva mai una struttura permanente a disposizione della Sardegna e dei sardi. Quindi mio padre ha sempre avuto questo sogno da ragazzino: bisogna creare questa struttura, bisogna cercare di dare qualcosa allo sport, e così è andata avanti. Comunque viene fuori un'inserzione su un nostro giornale locale: vendesi tot ettari di terreno a Mores. Prende contatti con questa famiglia che allora era proprietaria di questo terreno, trovano l'accordo, acquista questo terreno, mi pare tra gli anni 92 e 94. Presenta questo progetto alla stampa locale, tieni in considerazione una cosa, che di idee per la realizzazione dell'autodromo in Sardegna mi pare ci siano stati dai 30 ai 35 progetti. Comunque
tira fuori questa notizia, l'autodromo lo faccio io, iniziamo a proporre il progetto, viene anche realizzato un plastico per presentarlo alla stampa. Per farla breve iniziano i problemi burocratici, quindi richieste per l'ottenimento di permessi e quant'altro, arrivava uno, scadeva l'altro, un susseguirsi fino a quando nel 2000, il 15 luglio 2000 viene posizionato il primo pilastro della struttura autodromo, che trova il consenso con l'allora sindaco di Mores, che è Domenico Serra, con quale ancora oggi abbiamo dei rapporti. Se ti devo essere sincero, questa struttura qui, anziché portare un beneficio, io parlo sempre in ambito regionale, ha forse trovato dei contrasti, gelosie, una serie di episodi che sicuramente non ci hanno, io parlo in generale come famiglia, non ci hanno sicuramente né gratificato né, cioè anche ricevere un bravo, ci sei riuscito, sembrava quasi che volessimo dare fastidio. Intanto descrivicelo, in che cosa consiste l'autodromo? Ma l'autodromo è un terreno di circa 20 ettari dove sorge una pista attuale di 1,7 km, una struttura di completamento che racchiude box, bar, ristoranti, direzione gara e tribuna di circa 7.000 metri quadri, un piazzale di 20.000 metri quadri interamente cementato e poi tutte le recinzioni e via discorrendo che vanno a rendere la struttura pienamente efficiente. Nasce sul territorio di Mores, in una zona ben lontana dal centro abitato, quindi nessun problema di disturbo acustico. Al momento. Perché questa è la cosa che solitamente... al momento e fa la sua data di inaugurazione il 15 marzo del 2003, che è un po' una giornata tipo oggi, fredda, ventosa, compiere 25 anni. Esatto. Nel 2007 viene acquistato un ulteriore appezzamento di terra per promuovere quello che è l'ampliamento della pista, perché ha trovato in un certo qual modo una limitazione nel lavoro dovuta alla lunghezza del nastro d'asfalto, perché attualmente è 1,7 km, quindi con le nuove normative e quant'altro, per dargli un valore di carattere internazionale è necessario proporre uno sviluppo almeno di 3,5 km. Quella situazione per la quale io adesso sto lavorando e che sembrerebbe quasi essere addirittura arrivo. Per poter ospitare manifestazioni di carattere internazionale. Esatto. Il mio sogno, io l'ho detto a tutti, sarebbe anche legato al fatto del nostro clima, portare il Formula 1 d'inverno a girare. Questo sarebbe un sogno. Formula 1 o categorie sicuramente di livello importante. Sarebbe un sogno e sicuramente anche un risalto per il territorio, non solo del Logudoro, di Mores o chi per esso, ma della Sardegna intera. Sto lavorando su questo, cerco di, passami il termine, rompere le scatole anche al comune mortale, perché voglio che si parli di Mores in futuro con la struttura autodromo. Chiaramente cerco di implementare, di portare indotto al paese dove sorge, quindi facendo capire che l'autodromo ha necessità anche di strutture di recettive, chiaramente, recettive, certo, e quant'altro, che poi va a abbracciare anche un settore lavorativo abbastanza ampio, perché entrano in gioco, oltre agli alberghi, i ristoranti, i distributori, i supermercati, i trasporti, fondamentale. È una serie di attività che spero che capiscano l'importanza e il valore di questa struttura. Che attenzione, io ho sempre detto, non deve essere per forza il suo lavoro legato a ciò che è di motoristico, ma può ospitare concerti, feste locali, fiere. Comunque una struttura grande che può contenere tante persone. Esatto. Ora come viene utilizzato? Ma principalmente, guarda, noi inizialmente non ci credevamo. I motociclisti tengono in vita, non ti dico
ogni weekend, ma quasi questa struttura. Sono i partecipanti di maggior successo, passiamo il termine, poi degli altri eventi che molti non vengono pubblicizzati perché riguardano il lancio, la presentazione di nuovi prodotti stradali, ecco, destinati all'uso di tutti i giorni. E poi vari altri eventi sempre in ambito motoristico come guida sicura, guida sportiva, facciamo istruzione di personale di ente pubblico, diciamo che abbraccia un settore a 360 gradi. Ecco. Quindi comunque una cosa che vive magari non 365 giorni all'anno, assolutamente, ma magari vive, diciamo, su 360 giorni 120, 150 a tutti, ecco, questo sì. Perché secondo te è stato così bistrattato o comunque ha sempre portato un po' di polemiche? Perché questa è un po' una peculiarità della Sardegna, quando c'è qualcuno che vuole fare un qualcosa in più rispetto alla norma viene sempre visto un po' con l'occhio storto. Io non vorrei essere troppo, cioè ragionare troppo d'impeto, però secondo me la conoscenza del nostro cognome, della mia famiglia, che io dico sempre, quando uno vince nello sport è sempre definito, apostrofato in determinato modo. Faccio sempre un esempio su tutti: Senna, Schumacher, cioè li piangiamo oggi che non ci sono, ma quando erano in vita non erano visti di buon occhio. E secondo me questa mentalità qui, l'antipatia non si discosta molto dalla mia visione, ecco. Io vorrei cercare di distogliere invece da questo tipo di ragionamento, perché io sono uno di quelli che se ha un qualcosa da dirti ti guarda negli occhi e te lo dice in faccia, non te lo manda per tramite. E forse da alcuni questo mio modo di interfacciarsi non viene in un certo qual modo né capito né assorbito, ecco. E invece a mio avviso fa parte della lealtà umana e della sincerità nei confronti di una persona o chi per esso. Quindi nonostante le critiche e tutto il resto, l'idea è di cercare di aumentare il chilometraggio per poter un giorno ospitare un qualcosa di interessante. Ma non solo, ma lasciare anche qualcosa al nostro popolo, perché io molte volte quando mi imbatto in un articolo di giornale che leggo che qualcuno ha lasciato la vita utilizzando la moto per strada, a me un po' mi urta. Cioè bisognerebbe anche che qui entrassero in campo le forze politiche, che cercassero di fare un qualcosa più propenso a quello che è l'educazione stradale, che è un discorso abbastanza complicato e amplificato, perché io lo vorrei portare come materia di insegnamento all'interno degli istituti fino dalla tenera età, cioè dalle scuole elementari. Quindi dare un'istruzione, però vedo che per il momento i motori, a differenza di quello che è lo sport della palla rotonda, non viene né capito né concepito. Non fanno presa. Esatto, forse perché tutti sono convinti che dietro al calcio giri calcio, basket, quello che è, ecco, sport principalmente con maggiore visibilità rispetto all'automobilismo, perché l'automobilismo è definito lo sport per ricchi. Non è assolutamente vero e non è assolutamente così, perché posso fare esempi di tanti campioni che ci hanno creduto, hanno battuto la testa, ci hanno lavorato e quant'altro, e senza un centesimo in tasca sono riusciti ad arrivare in alto e oggi dire la sua. Quindi è chiaro che io abbia questo tipo di disciplina a cuore e vorrei cercare di fare un qualcosa soprattutto per i giovani del futuro. E quindi la parte autodromo può essere anche un modo e un mezzo per fare, tra virgolette, allenamento. Come dicevi tu, si sente sempre di incidenti. Qua in un autodromo è un modo sicuro di poter praticare una passione anche. Esatto. Perché ora, correggimi se sbaglio,
può venire anche uno a provare a tra Assolutamente. virgolette correre o comunque Assolutamente, girare chiaramente con- nei limiti delle proprie capacità, perché la pista serve anche per imparare quei determinati aspetti. Poi posso capire da parte di più di qualcuno che la pista in sé per sé sia corta, però in questo momento possiamo offrire questo. In futuro cercheremo di migliorare le pretese di alcuni, perché anche nei nostri sogni e nelle nostre intenzioni vedere quest'opera finalmente realizzata e definita, ecco. Io, come ci dicevamo prima di iniziare, sono principalmente calciofilo, nel senso che alleno e il mio sport è il calcio, e ho sempre notato che la platea di chi segue il calcio io li chiamo i tifosi da divano, ma ho notato con mia grande sorpresa che esiste anche un'altra categoria simile a quella, che sono quella dei piloti da divano, io li definisco. Mi viene da sorridere perché quando abbiamo iniziato a pensare a questo podcast ed è saltato fuori il tuo nome come ospite, mi sono imbattuto per caso sui social, che ormai li abbiamo a portata di mano tutti i giorni, un video di una tua gara, un camera car di una gara in salita, e leggere una sfilza di commenti che mi facevano sorridere, di gente che criticava gratuitamente. Dicevo, allora non funziona solo nel calcio, ogni sport ha i cosiddetti, ora con gli inglesismi li definiamo haters, gli odiatori. Esatto. Mi aveva sorpreso un commento dove dicevano che il tuo camera car andava così veloce perché era accelerato. Cosa ti senti di dire intanto al commento singolo, ma soprattutto a questa categoria, e come la vivi tu? Ma io la vivo con un sorriso, perché intanto è inutile andare a imbattersi in argomenti o discorsi con persone e personaggi che non sanno neanche cosa scrivono e cosa dicono. Non mi sono mai permesso assolutamente di pubblicare un video o chi per esso che sia totalmente differente dalla realtà, anzi è un modo per cercare di sensibilizzare voi, il partecipante della pagina o come viene chiamato in gergo, adesso non mi viene la parola, per fargli capire che nelle competizioni, come tu hai detto prima, per riallacciarci al discorso, esiste il pericolo, e fargli capire anche che velocità si raggiungono su una strada che principalmente andiamo a affrontare con una vettura di tutti i giorni. Quindi molte volte sì, magari preso dall'impeto gli rispondo a modo, poi ci penso e mi metto a ridere, perché sono veramente discorsi che... Anche perché io ricordo il video ed adesso non ricordo in questione quale gara fosse, ma è impressionante perché comunque sono strade che vengono percorse tutti i giorni, sì. Non è, soprattutto quel video che era una gara in salita, la pista non ha tra virgolette ostacoli, nel senso è un circuito con vie di fuga ampie, quelle invece sono gare dove a bordo strada c'è il guardrail, ci sono alberi, c'è un po' di tutto, e quindi la velocità veramente da un camera car come quello ci si rende conto di che velocità. È che dall'interno diventa ancora più importante, ecco, vedere un video che magari, attenzione, può sembrare in un certo qual modo accelerato, perché molto dipende da ciò che sono i grandangoli e certo, quant'altro delle telecamere, quindi può dare una sensazione. Poi c'è il collegamento con le vibrazioni della vettura che un po' amplificano tutto, quindi posso capire che qualcuno non creda, però vorrei mettere quel qualcuno a provare. Purtroppo che sarebbe la soddisfazione migliore. Non c'è la possibilità di avere il passeggero in quelle auto così, perché... Esatto, sarebbe un mio sogno quello di portare magari uno seduto a fianco su per una strada di montagna alle velocità. Di che velocità parliamo? In velocità medie? Un alghero scalapicata, quando aveva la partenza da sotto media, no, ti posso dire la velocità di punta intorno ai 260 km/h. Parliamo di strade in salita che solo a pensarci vengono i brividi. Chiaramente io quello che voglio dire anche a chi ci segue da casa,
fare una precisazione importante: queste velocità qui noi le raggiungiamo con delle macchine che sono adatte per quel tipo, oltre che di strada, di disciplina, quindi di evitare emulazioni o quant'altro, perché c'è solo il rischio di farsi del male. Traffico chiuso con... Esatto, ma infatti se c'è qualcuno appassionato che vuole sicuramente andare a partecipare a questo tipo di manifestazioni, sappiate che c'è un calendario nazionale che abbraccia diverse discipline sportive, la nostra federazione AC Sport. Quindi fare sì, correre il rischio, ma all'interno di manifestazioni adatte e riconosciute, con determinati, diciamo, accorgimenti di sicurezza e via discorrendo. Quindi non andiamo a mettere in un certo qual modo in pericolo gli altri utenti della strada. Questo è un appello che io voglio lanciare ai ragazzini, che so bene che tipo di impeto possano avere, ecco. Adesso stai preparando la stagione nuova. Quando comincerà? Quante sono le gare? Cosa allora, il campionato in pista è suddiviso in 6 appuntamenti, ognuno doppia gara, cioè gara 1, gara 2, quindi alla fine sono 12 gare. Iniziamo alla prima settimana di maggio all'autodromo di Misano. Adesso sono alla ricerca di quelle che sono le risorse economiche, chiaramente, che sono importanti e fondamentali per poter essere. Come funziona? Del gruppo. Si paga un'iscrizione? Sì, praticamente paghi un'iscrizione iniziale che ti permette di essere presente a tutti gli appuntamenti, e poi c'è un costo di gestione della vettura gara per gara. Stiamo parlando di cifre intorno ai 100-120 mila euro a stagione. Che perché dicevi, se non ho capito male, che le auto sono uguali per tutti. Sì, fisicamente. Chiaramente, certo. Poi ognuno ha i suoi... certo, lo sport sappiamo bene che negli escamotage ci ha creato un po' tutti gli aspetti negativi che vanno a richiudere questo contesto, ecco. Quindi sto inizialmente costruendo la stagione, non vedo l'ora che sia maggio per partire. E durerà un paio di mesi? Inizia 3 da mesi. maggio, su pista stoppano il mese di agosto per il troppo caldo, riprende a settembre e finisce a ottobre. Diciamo articolato in 3-4 mesi massimo. Come dicevi prima, l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno. È sempre meglio fare meglio del tuo avversario, no? Assolutamente sì. Chi sono, se vuoi farci qualche nome, gli avversari da battere? E soprattutto, tra avversari, c'è veramente astio? Oppure fuori è giusto, perché io li vedo, io sono un appassionato di... Forse la cosa che seguo di più dei motori è la Formula 1 da sempre. Si scannano in pista, poi si danno le pacche, ma io non credo molto a quella pacca, quell'amicizia, perché alla fine è uno sport singolo e vince uno. Con qualcuno potrebbe nascere un bel rapporto. Io nel tempo mantengo ancora contatti con diversi miei, chiamiamoli avversari, anche se non sono avversari. Però ti direi una bugia se ti dicessi che non c'è un minimo di astio, perché la competizione arriva dal momento in cui tu metti il casco al momento in cui lo sfili. Poi soprattutto in circuito cosa può nascere? Che ci sia qualche toccata, sì, esatto, qualche toccata che poi fuori all'abitacolo può venire fuori, può degenerare. Infatti io, avendo un carattere un po' sanguigno, con me ci pensano forse 2 volte. Cioè io mi faccio rispettare dentro e fuori l'automobile, perché deve essere così. Poi se ci sono degli screzi, se uno sbaglia deve essere anche capace e cosciente di chiedere scusa. Chiaramente quella scusa non arriverà mai a sangue caldo, arriverà dopo che hai in un certo qual modo ragionato sull'episodio. Però non sono molto d'accordo sul fatto che non possa nascere un'amicizia. Cioè questo lo escludo categoricamente, mentre che quando siamo dentro la macchina e abbiamo il casco ognuno pensa chiaramente arrivare prima dell'altro, numeri 1 ce n'è solo uno, non 10, quindi il discorso è presto fatto, ecco. Sei appassionato, hai nominato la Formula 1,
Immagino, penso, tifoso della Ferrari, credo, non lo so. Io guarda, Ni? no, chiaro che Ferrari è l'emblema del motorsport a livello mondiale, no? Anzi, forse è una delle poche che ci è rimasta a rappresentare la nostra Come nazione. diceva Enzo Ferrari, se un bambino disegnasse una macchina da corsa La farebbe rossa. rossa. Però ti dico, forse perché ero anche ragazzino, non la seguo più con attenzione dall'epoca di Senna. Ne ho sentito tanti che dopo l'incidente di Senna Guarda, un po'... io sono andato a correre a Imola per la prima volta quest'anno e non l'ho detto mai a nessuno, ma sono entrato dentro quell'autodromo e non ho fatto neanche il risultato, ecco, se proprio vogliamo evidenziarlo, forse perché quando entri lì dentro ti viene in mente tutto quello che è successo, tutta la storia, ciò che è stato il momento, il prima, il dopo e via discorrendo. E non ho più trovato quell'interesse che mi porta a guardare i Gran Premi chiaramente in televisione, perché dal vivo non sono mai riuscito a vederne uno. Forse questo è un mio piccolo... un cruccio. Sì, esatto. E dopo 2 o 3 giri mi addormento guardando la televisione. Non Ma lo nascondo. è un pensiero comune a tanti, anche forse probabilmente per i regolamenti, come ogni anno cambiano, forse per garantire lo spettacolo e poi magari non è proprio così. Ma poi anche queste macchine che non hanno più la concezione dell'uomo, no? Prima vedevi scendere i piloti affaticati, distrutti dalla tenuta del Gran Premio, cioè sono cose che col tempo ti hanno sicuramente conquistato. Forse un po' aveva risvegliato il tutto Schumacher nell'epoca Ferrari perché ha riportato il risultato, però oggi come oggi se tu mi dovessi dire chi c'è non saprei cosa risponderti. L'hai nominata tu, che adesso conta molto meno il pilota rispetto all'auto e anche alla tecnologia, soprattutto nelle Formula 1. Invece nelle gare che fai tu c'è ancora grossa componente oppure anche lì la tecnologia e il progresso hanno fatto... No, chiaro passi da che gigante? su determinati aspetti anche lì ha fatto degli step evolutivi abbastanza importanti, però ha ancora quella concezione del vecchio stile che ha in un certo qual modo reso famoso il motorsport, ecco. Attenzione, ricollegandomi a prima, io non voglio dire che un pilota di Formula 1 oggi sia un fesso, passami la parola, sicuramente cioè è sono sempre tutti... importante, però rispetto a prima si sono sicuramente andati a semplificare vari aspetti anche sull'uso della vettura, della meccanica. Come ben vediamo ormai il pilota è racchiuso all'interno di un sedile, ha la testa completamente coperta da cellule di sicurezza, cioè sono entrati in campo vari fattori e vari sviluppi tecnici e tecnologici che hanno reso il pilota forse meno incisivo. No, più che incisivo, io lo definirei meno importante, ecco. Oggi prima, mentre un pilota con la tuta veniva anche in un certo qual modo rispettato, oggi lo vedi più come una figura sì, poi ora oltre semplice. alle capacità di guida devono avere anche Se io dico Giampaolo, il danno in un certo qual modo l'ha fatto l'avvicinamento del, chiamiamolo, persona popolare col social, l'hai avvicinato all'appassionato, allo sportivo. Prima tu quando vedevi una figura importante ti avvicinavi anche con un minimo di timore, di rispetto, in punta di piedi, chiedevi permesso. Ecco, questi aspetti qua io ne sento la mancanza in maniera importante. Siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra intervista. Quasi sempre chiedo all'ospite qual è il progetto per il futuro, ma soprattutto un sogno. Tu ne hai annunciato 2 o 3, ma se vuoi entrare nello specifico, che cosa chiedi al tuo prossimo futuro? Intanto dal punto di vista della carriera sportiva e poi
anche della vita di tutti i giorni. Ti rispondo prima dall'ultima di domanda. Il mio sogno è quello di vedere realizzato finalmente il discorso dell'ampliamento del circuito, di vedere Mores all'interno di un calendario di carattere internazionale, di vederlo partecipato da parte degli appassionati e non solo. E poi come mio sogno sportivo, per quello che riguarda la mia attività, continuare a vincere. Questo è il mio sogno, perché vincere mi dà quella sensazione di realizzazione, quella sensazione di aver completato il mio percorso sportivo e quella sensazione di proseguire un sogno che è iniziato da bambino. Se ci avessi pensato quando sei salito per la prima volta su un kart che avresti fatto una carriera del genere? Ma oggi ti direi che non ci avrei creduto, ecco, questo te lo dico pienamente. Poi attenzione, ognuno cerca sempre di trovare il meglio. Io il meglio l'ho trovato nella mia famiglia che ha creduto in me, l'ho trovato in tutti quegli imprenditori che oggi mettono delle finanze per poter sempre avere il successo, però un po' di rammarico ce l'ho, perché se mi fossi forse applicato di più sarei potuto arrivare ben più in alto. E la limitazione, come hai detto tu all'inizio della nostra intervista, del nostro incontro, è il fatto di abitare su un'isola e non avere tutta una serie di libertà che forse un mio competitor può avere in maniera differente. Qualche possibilità sicuramente in più. Ma non solo economica, attenzione. No, parlo proprio anche di strutture, esatto. Possibilità di fare esatto, un po' tutto, cose. perché chi abita, noi li chiamiamo i continentali, no? Chi abita oltre Tirreno, che fortuna ha, che ha 7, 8, 10 autodromi lungo lo stivale, gira la chiave della macchina, attraversa l'autostrada e arriva a destinazione. Noi siamo sempre legati a un mezzo totalmente diverso che aeronave, e quindi un po' questo già prima di partire ti distoglie. Ti dico che non è facile. Poi col tempo più cresci e più questa, io lo chiamo problema, anche se problema non è, perché abitiamo su un'isola meravigliosa, però ti frena. C'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dirci tu? Ma secondo me abbiamo affrontato in questa ora vari argomenti, vari aspetti. Chiaro è che descrivere i miei 47 anni in pochi minuti è complicato, però sono contento di questo nostro incontro, sono contento di portare l'argomento automobilistico e motoristico agli appassionati, e spero che le mie parole vengano in un certo qual modo recepite e capite. Io te lo auguro, soprattutto per l'autodromo, perché ti ripeto, da profano dei motori penso che sia un progetto rivoluzionario e molto bello. Se io fossi un ragazzo che vuole iniziare a intraprendere una carriera nei motori, penso che vorrei proprio una struttura del genere. Ti faccio i complimenti, ne approfitto per ringraziarti di essere venuto ospite da noi, mi ha fatto molto piacere, soprattutto, come ci dicevamo prima, approfondire anche sport che magari non sono sempre in prima linea e che meriterebbero diverso spazio sia nei canali politici sia nei canali, diciamo, di comunicazione e di divulgazione giornalistica. Ti saluto, ti ringrazio ancora, saluto anche i nostri telespettatori, vi invito ancora una volta a iscrivervi al nostro canale YouTube, ringraziamo la GL Produzioni e ci sentiamo alla prossima puntata. Facci un giro, versano un po' di